Non dico niente, Napoli-Carrarese, non dico niente. Vabbè, a parte gli scherzi, vai giù. Bello a tutti i ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'Espezzaccio Mercato. Battama napoletano. Allora, vai giù. Ritornano finalmente i pre-partita con i probabili risultati, probabili informazioni e dove vederla. Finalmente ritornano. Non ho fatto il pre-partita su Napoli-Arezzo perché quel giorno, che era il 21, che dovevo fare il pre-partita, se non mi sbaglio, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ero impegnato. Ma vabbè. Allora, voglio Napoli-Carrarese, seconda amichevole a De Maro, seconda amichevole su 5 che si faranno in quest'estate, le prossime saranno a Castel di Sangro contro il Celta Vigo, un'altra squadra spagnola e un'altra squadra che però è una squadra greca, adesso non vorrei sbagliarmi. E vabbè, si giocherà domani alle ore 18, sarà disponibile al moderato prezzo di 9,99 €, quindi 10 euro su Sky DAZN e OneFootball. Voglio, cioè, già l'ho detto nel post partita di Napoli-Carrarese, cioè 10 euro, l'unica squadra al mondo proprio che fa pagare le partite, cioè manco il Real Madrid, manco il Barcellona le fa pagare, manco il Manchester City, manco le squadre più forti al mondo le fanno pagare. Ma vabbè, la probabile formazione qua giù sarà quella là che è stata contro l'Arezzo, quindi stiamo parlando di Meret, di Lorenzo al primo tempo che poi verrà sostituito. Questo forse avrei un po' di dubbi sul portiere perché probabilmente da quello che si dice sul vario Corriere del Mattino, su Tutto Sport, sui vari giornali più importanti si dice che Milinkovic-Savic dovrebbe partire da titolare. Poi va giù, tutte le news le trovate in descrizione al canale Telegram, va giù, fateci un salto pure là. Vabbè, e va giù, probabile risultato? Il Napoli sicuramente non perderà, sicuramente, quindi o pareggia o vince. Io non vorrei creare tante aspettative dopo aver visto la partita contro l'Arezzo, però secondo me un pareggio ci sta bene, vai giù, pareggio ci sta molto ma molto bene secondo me in questa partita. Anche perché dopo aver visto contro l'Arezzo, due domandine io me le farei. Però sicuramente questa partita, come già detto, il Napoli non la perde, non la perderà sicuramente. Però non è neanche detto che la vince, c'è anche l'opzione del pareggio. Quindi io mi sento da dare un bel 1-1 per entrambe le squadre. Ovviamente io spero con tutto il cuore che il Napoli vince, che Allegri dia una bella lezione a tutti gli haters che ha, soprattutto a Napoli. E ci spero proprio, guardate, che il Napoli vinca perché c'è bisogno di una botta di gioia, ecco, in casa Napoli. E secondo me per il Napoli, vi dico solo quello del Napoli perché della Carrarese non li conosco i giocatori. Secondo me il giocatore che segnerà per il Napoli sarà Rasmus Holm, vai giù, secondo me, che poi tra l'altro è stato chiamato, se non sbaglio questa mattina o ieri pomeriggio, non mi ricordo, è stato chiamato Walid Khedira da Castelvolturno, è stato chiamato a Di Maro per un infortunio, adesso non mi ricordo di chi, siamo chi ne infortunio, ma vabbè, e diciamo è stato fermato perché stava per chiudere la trattativa, se non sbaglio, col Lecce o col Frosinone, adesso non mi ricordo. Vabbè, questo non è importante. E quindi probabilmente ci sarà uno spezzone anche per Walid Khedira, che tra l'altro oggi probabilmente andrò a prendere la bandiera del Napoli per quando andrò il 31 luglio a Napoli
per la festa del centenario, e poi penso che prenderò anche la maglietta del centenario, non so se la prima o la seconda, però prenderò una replica, penso. Vabbè, allora vai tu. Il video finisce qua e ci vediamo in un nuovo video, e vi ricordo di iscrivervi al canale e vi ricordo anche di lasciare un bel like. Forza vai giù, facciamo volare il video.